Buongiorno e come sempre ben ritrovati con Ore 13, siamo in diretta e allora visto che ci siamo, è il 7 di gennaio, ancora buon anno a tutti perché ci eravamo un po' fermati. 049 4906 054 per intervenire oggi e oggi parliamo dei 20 anni di euro, cioè queste monete che sono arrivate 20 anni fa, come sono state? Una fregatura per l'Italia o sono state un gran bene, cioè ci hanno permesso comunque tutto sommato di fare in modo che il bel paese sia sopravvissuto a tutte le situazioni e gli attacchi economici? Insomma, adesso ne discutiamo con i nostri ospiti. Abbiamo il piacere di avere in studio con noi il professor Alberto Lanzavecchia, docente di economia dell'Università di Padova, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Che ci parlerà ovviamente della Brexit, di tutte queste cose belle. A domande rispondo se so, se no taccio. Abbiamo il piacere di avere in studio con noi Luciano Sandona, consigliere della Lega in Regione Veneto, benvenuto consigliere. Buongiorno, buon anno a tutti. E abbiamo il piacere di avere in studio con noi, dopo tanto tempo che non ci vedevamo, Alessandro Zan, deputato del Partito Democratico. Buongiorno a tutti, ben ritrovata Daniela. Avete lavorato tanto durante le festività voi, Eravate sempre lì? Beh sempre sì, fino lì. a fine anno, sì. Insomma, diciamo non per merito o colpa nostra, però insomma comunque. Sì. Insomma, le pizze le avete ordinate perché avete mangiato al tavolo lì, sullo sgranno. Esatto. Allora, abbiamo detto 20 anni di euro dal 1999 al 2019. Pensate, è una moneta che viene usata da 340 milioni di europei, ma pensate che ci sono anche 175 milioni di non europei che la usano ed è la seconda valuta internazionale più usata e insomma per Juncker l'euro è un simbolo di unità, sovranità e stabilità. E ha garantito prosperità e protezione ai nostri cittadini. E io vado subito dal nostro consigliere Sandonà, che belle parole che ha detto Juncker, protezione, sicurezza, stabilità, difficile dirlo agli italiani anche, perché con l'euro si sono visti un po' turlupinati in un certo senso, perché quello che costava 5.000 lire al 1° gennaio costava 5 euro. Non proprio al 1° gennaio, ma magari dopo un periodo, diciamo, dopo un periodo di qualche mese o magari con il passaggio, quando è passato magari un anno e mezzo, poi i prezzi effettivamente si sono stabilizzati, si sono tolti i 3 zeri e tendenzialmente sono andati verso quel valore, quell'importo lì. Il problema, ci sono stati naturalmente una serie di problemi, dobbiamo a mio modesto parere analizzare la questione in tutte le varie sfaccettature, quindi sia la sfaccettatura più squisitamente tecnico-economica dell'introduzione anche monetaria, dell'introduzione proprio della valuta unica e poi anche la sfaccettatura di quelle che sono state le conseguenze poi nei riguardi della gente, delle percezioni della percezione che ne ha la gente dell'euro. Effettivamente, come dice lei, sembra che per gran parte di generi alimentari, generi di consumo e cose si sia proprio proceduto a un arrotondamento diretto, diciamo, togliendo i 3 zeri, il che ha fatto raddoppiare di fatto tutto, perché il valore di cambio dell'euro era è ancora 1936,27, questo era il valore fissato, diciamo, mi sembra il 1° gennaio del 99, sì, se non erro, perché era stato fissato 2 anni prima, in base appunto anche alle fluttuazioni, varie fluttuazioni che avevano le valute e le monete all'interno del sistema. Insomma. Guardi, qui entriamo in un altro argomento, che poi è qui entriamo in un altro argomento che è proprio quello che rappresenta l'euro, il tipo di valuta che è l'euro, insomma è tendenzialmente una valuta che rappresenta una valuta delle economie forti, quindi dell'Europa del Nord, e questo è un argomento che magari vediamo di sviluppare per un certo periodo, poi quando c'è stato il problema della Grecia, poi si è parlato di un euro di serie A, una eurozona di serie B, lo strapotere della Germania, insomma si è parlato di tantissime cose. Amici da casa, io vi do una notizia. Lo sapete, vero, che il centesimo, l'1 e i 2 centesimi li faranno arrotondati, e anche questo vorrà dire qualcosa poi per i consumatori. E se avete delle banconote da 500 spendetele, perché poi non le potete più usare, perché le non le fanno più, giusto per informarvi. Allora, prendiamo una telefonata da casa. Pronto, buongiorno, buon lunedì. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti, intanto mi auguro sia un buon anno per tutti. Speriamo.
Volevo fare una domanda provocatoria. Quanto ci è imposta tutta questa stabilità con l'euro? Quanto ci è imposta tutta questa stabilità con l'euro? Volevo una risposta poi dai suoi ospiti. Ieri ho sentito da un documentario che i migranti in Grecia costano 150 euro cada uno al mese. Mi chiedo come mai dalle nostre parti siano 35 euro cada uno, non al mese ma al giorno. Mi date risposta? Grazie. Sarà una risposta dislocata, perché il nostro consigliere della Lega, vabbè, dopo. Allora, quanto, professor Lanzavecchia, ci è costata questa stabilità con l'euro? Quanto ci è costata? Ci è costata in termini sociali, ci è costata in termini di tessuto produttivo e ci è costata in termini di serenità nel guardare al futuro. Questo è il costo dell'euro e più in particolare il fatto che le nostre imprese non siano più competitive come lo erano all'ingresso dell'euro è una matematica conseguenza di aver tolto uno strumento di flessibilità competitiva che era il tasso di cambio. Per secoli la competizione è sempre stata anche strumento, ma più che svalutazione è semplicemente il valore relativo delle monete e delle economie. Quindi non è tanto uno strumento da attivare in modo così al soggetto della politica che dice svalutiamo, semplicemente il mercato, che non è la politica, già di per sé definiva quanto vale una lira, quanto vale un marco, e quindi la Volkswagen piuttosto che la Fiat o i nostri prodotti, il mercato diceva quanto era il loro prezzo, a prescindere dalle svalutazioni competitive di politica da altri tempi. Quindi questa prima evidenza è sotto l'occhio di tutti, l'avanzo commerciale che ha la Germania rispetto al nostro che stenta a decollare è un fatto, nessuno lo può discutere. Quindi è un vincente, le disuguaglianze, è un vincente. la povertà in tutta Europa è in aumento, non parliamo del massacro sociale che è stato fatto in Grecia con le cure di macroeconomia della Troika che è già inutile rievocare. Tra l'altro c'è chi sta ipotizzando anche di chiedere i danni all'Europa per il principio di causa-effetto delle politiche imposte alla Germania, non dalla Germania, dalla Troika alla Grecia, dove il tasso di povertà raggiunge il 40% della popolazione, impressionante, e quindi anche dal punto di vista delle disuguaglianze, delle povertà, della concentrazione della ricchezza, non vedo benefici. E il terzo, la speranza nel futuro. Credo che Padova, l'Italia, registri saldi negativi tra migranti, ahimè, e migrati, per quanto si possa vedere certamente gli afflussi di nuovi arrivati, però registri l'anagrafe alla mano, registri iscritti all'AIRE, c'è un deflusso di italiani che cercano fortuna all'estero perché l'Italia non offre opportunità. Bastano questi tre dati per dire va bene, avremo lo spread basso, avremo l'inflazione bassa. E ci sono tante nuove opportunità. Io prendo la telefonata da casa. Pronto? Buongiorno. Buongiorno Daniela. Buongiorno. Buon Eccoci. anno. Buon anno anche a lei. Ci dica tutto. Allora, Ha qualche lira a casa ancora lei? poco niente. Ha poco, No, tipo 10 centesimi con la spiga, non ha per caso un bel cesto di Caravaggio di 100.000 lire che erano così belle, il bel Sono mirare? sempre disgraziato ma in altro senso. Era una battuta. Certo. Comunque volevo parlare dell'euro e della moneta in generale. Che la moneta non è da considerare, la carta moneta, la carta valore, non è da considerare una brutta cosa. È come un coltello da cucina. Una persona o ci cucina o combina delle cose che non va, cucina male, fa una rapina, tante cose. E spesso ci troviamo dei politici che si spacciano per dei grandi cuochi, ma ci fanno dei cracker confezionati in pacchetto, già molto salati, e anche ci danno poca acqua.
Un bacione. Grazie, allora grazie per questa osservazione. Con questi, a proposito dei cuochi, qui c'è un programma di cucina fra un po', è sempre questo profumo di bistecchina che poi a quest'ora va sempre bene. Allora, caro Alessandro Zan, non è, come diceva il professor Lanzavecchia, non piace molto alla gente, non è piaciuto molto questo passaggio all'euro, perché la gente si è sentita molto impoverita e ha visto, diciamo, negli ultimi 20 anni alcune nazioni vivere meglio, penso alla Germania, un po' peggio è andata alla Francia, all'Italia e alla Spagna, e questo lo dicono anche da casa, insomma. Sì, allora bisogna innanzitutto fare chiarezza, perché sull'euro sono state dette anche molte bugie, molte inesattezze. L'euro è un tassello, secondo me, di un percorso incompiuto da un punto di vista politico, no? Io penso ad esempio al sogno di Altiero Spinelli, di Ernesto Rossi, che hanno realizzato il manifesto di Ventotene pensando agli Stati Uniti d'Europa, perché non dimentichiamo che l'Europa è la culla della nostra civiltà, l'Europa è il posto che ci garantisce la pace da 70 anni, è il posto che aggrega, diciamo, culture molto simili tra loro, che hanno garantito diritti sociali, diritti civili nel nostro continente, per cui quel sogno è ancora, secondo me, vero, quel sogno è ancora attuale. Il problema è stato che c'è stata solo praticamente un'unità economica monetaria e non c'è stata un'unità politica. E dunque bisognava affiancare, e bisognerà, adesso ci saranno le prossime elezioni europee a maggio, dove ovviamente c'è uno spartiacque se gli europei vorranno dare un segnale di un'Europa unita e di un'Europa solidale, oppure di un'Europa che torni, diciamo, ad essere l'Europa degli Stati nazionali. Ecco, è quella che io non vorrei. Lei dice non vedo più gli Stati Uniti d'Europa, ma ognuno torna al proprio orticello, magari addirittura pensando di ritornare alle monete nazionali, che secondo me oggi, nonostante i pregi e i difetti dell'euro, oggi sarebbe una iattura per il nostro Paese, soprattutto per l'Italia. Poi io dirò perché modestamente, però io penso che ad esempio se pensiamo a cosa faceva la Germania prima dell'euro, la Germania comunque dettava i tassi di interesse in Europa, cioè quando cambiava i tassi di interesse in Europa gli altri paesi andavano dietro alla Germania, dunque non è che è cambiato qualcosa dopo che è arrivato l'euro, semmai l'euro è stato un'occasione per rendere più europea la Germania anziché rendere l'Europa più tedesca. Ecco, scusate il gioco di parole, però ci ha guadagnato di più negli ultimi 20 anni. Sì, ci ha guadagnato. Anche su questo diciamo, vengono dette molte inesattezze, perché quando l'euro intanto l'euro appunto si festeggiano i 20 anni perché è entrato in vigore il 1° gennaio del 99. Già le nostre buste paga erano in euro nel 99, le nostre pensioni erano calcolate in euro. Nel 2002 è entrata la moneta circolante, certo. Però quando ad esempio tutti gli altri paesi europei hanno applicato il doppio prezzo, la scelta scellerata che è stata fatta ad esempio nel 2001 dal governo di centrodestra è stata quella di eliminare il doppio prezzo che era previsto per 6 mesi, e di eliminare i cosiddetti osservatori del changeover che erano dislocati in ogni provincia italiana, che dovevano garantire il rispetto, diciamo, delle regole del doppio prezzo. Ecco che togliendo il doppio prezzo molti si sono sentiti liberi di applicare quello che diceva lei prima, cioè far diventare i 5.000 lire i 5 euro. Io mi ricordo che sono andata a comprare un paio di guantini, costavano 5.000 lire, sono andata a comprare mesi dopo 5 euro. L'aumento dei prezzi e dunque il deterioramento del nostro potere d'acquisto dei cittadini italiani non è stata tanto colpa dell'euro, quanto del mancato controllo del doppio prezzo, cioè di far sì che i consumatori potessero vedere sul cartellino che tot lire corrispondevano a tot euro, invece si sono trovati il prezzo in euro. Io devo prendere la telefonata, però volevo sapere anche che fine ha fatto Mister Prezzi, ve lo ricordate? Chiameremo la Sciarelli per chiedergli che fine ha fatto Mister Prezzi. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Franco da Udine. Come si sta Udine? Allora, fa freddo? Fa freddo a Udine? Fa freddo, sì, 0 gradi, anche sotto 0, e si sta bene in ghiaccio. Ma è sud e a nord di Udine perché cambia, sì. Allora, volevo dire, Bossi, che era un Mona considerato, un pistola, aveva detto non entriamo nell'euro, non entriamo
nell'Europa Unita, non è stato ascoltato. Non hanno ascoltato Bossi. Rodotà non ha tutelato la lira euro. Prodi ha detto che lavoreremo un giorno in meno e avremo soldi da buttare nel bagno. Fucilarli alle spalle, fucilarli alla schiena praticamente, perché il pane è andato da 4.000 lire, è andato a 4 euro, le buste paga sono diminuite della metà e anche le pensioni. E allora cosa voglio? Adesso l'Inps piange, ma come può piangere se sono le pensioni diminuite alla metà? Non lo so io chi fa i conti. Usciamo da questa Europa che io voglio rovinarmi con le mie stesse mani. Grazie, mandi. Grazie. E allora, noi adesso dobbiamo andare in pubblicità, però dobbiamo dare anche una risposta anche all'altra signora per correttezza che parlava del costo anche dei migranti. Una piccola risposta la daremo. 049 49 06 054, il quesito rimane lo stesso. Questi 20 anni di euro, come vi sono sembrati questi 20 anni? Sono sembrati una fregatura o vi siete sentiti protetti, siete stati felici perché comunque questa moneta unica ha permesso anche all'Italia di essere un po' più protetta da tutti quei disastri economici che sono accaduti. Torniamo dopo la pubblicità. Eccoci qui, siamo tornati in diretta, poi durante la pubblicità ancora eravamo qua che commentavamo questa storia dell'Europa, dell'euro, cosa manca, cosa non manca. A me manca la moneta di carta da €1, posso dirlo, perché il dollaro è di carta, allora darei anche meno mancia, meno centesimi, meno cose, mi resterebbe un po' di più in tasca. Anche questo è stato voluto dai paesi del nord Europa. La Finlandia che è andata bene. La storia vera è che le popolazioni del nord Europa sono più abituate a pagare con le monete, anche con le monete piuttosto che con la carta moneta, e l'Italia aveva fatto, i vari governi insomma avevano fatto la proposta di portare una carta moneta di 2 euro, di 1 euro, e non è mai stata accettata, come avevamo fatto la proposta in varie occasioni delle monetine da 1 centesimo, 2 centesimi, di eliminarle, quanto dopo si è scoperto che costa molto di più produrle, costa molto di più farla che non il valore intrinseco della moneta. Secondo me invece la moneta da 500, facciamoci una risata. La moneta da 500, anche qua bisogna chiarire di fatto è fuori norma già da qualche anno da una circolare la Banca d'Italia che non le accetta più, cioè o comunque nelle banche devono essere segnalate anche la moneta da 200 è oggetto della stessa circolare della Banca d'Italia, quindi anche queste sono, diciamo, delle monete che noi raramente vediamo circolare o mi sbaglio, nelle transazioni. Smazzare da 50 euro, abbiamo da quasi tutti 50, 100 e 20. Poi quando vai al banco ma ti dà 20, 50, 50. Può spendere in senso illimitato i 500 euro, cioè, vengono ritirati man mano che entrano nelle banche. Non è che restano però c'è una circolare della Banca d'Italia, è pesante anche da questo punto di vista, per l'antiriciclaggio, è stata fatta qualche anno fa, quindi lo dico per diretta conoscenza della cosa, quindi insomma sono anche queste qua delle discrasie insomma che c'erano. Insomma noi magari con una moneta di carta, ma la riproponiamo come idea, perché avere l'euro di carta e i 2 euro di carta, il dollaro, io adoro gli americani da questo punto di vista, il dollaro è sempre quello, che sia del 1700 che sia di adesso lo puoi spendere sempre, noi no, io a casa ho anche delle leghe perché un suo collega deputato mi regalò delle leghe. Anch'io. Valgono qualcosa o sono come i bitcoin? Me lo dica perché. No, adesso dal punto di vista si stanno rivalutando, cioè, dei minor a cercare anche le leghe, ce la facciamo, si stanno rivalutando, nella profondità. Vabbè, dopo mi rispondo sulla questione invece dei migranti, perché la signora ci teneva, ma forse la Grecia vive una situazione diversa comunque. Una situazione diversa, comunque adesso anche i 35 euro sono stati abbassati, non sono più quelli, comunque non avevo questa informazione dei 200, cosa avete? Ha detto che prendono 150 euro al mese, sì, mi sembra una cifra effettivamente però noi dobbiamo anche chiarire comunque troppo bassa insomma, per la gestione complessiva di un mese di una persona insomma, comunque a carico. Al migrante vanno 2,50 euro, ricordiamolo che viene detto il pocket money, cioè la mancia, diciamo. Io non aprirei però non è quella la questione. Allora, prendo la telefonata da casa. Pronto? Buongiorno. Però deve abbassare il suo televisore perché sennò siamo Marte e Giove. Vabbè che con le sonde ormai si fa tutto, però dica.
Io che come essere su un altro pianeta, ve lo dico perché. Allora, chi ci vuole chiamare da casa, intanto diamo un'informazione di servizio, ci chiama, ma deve abbassare il televisore, perché sennò abbiamo questo ritorno tecnico. Pronto, buongiorno! Vediamo se ce la facciamo. Pronto? Pronto, signora? Signore? Ma andiamo avanti, poi quando c'è me lo ridà. Allora, professor Lanzavecchia, come ha sentito lei da casa si lamentano, però in quest'anno è un anno molto complicato per l'Europa, no? Perché comunque ci sono, l'Unione Europea, perché ci sono le elezioni e si va comunque verso una forma probabilmente di nazionalismo, di paesi che preferiscono insomma, farsi gli affari loro. C'è la Brexit a marzo, che anche lì la May ci rischia le penne, un giorno sì un giorno no, e pare che questa Europa così non funzioni, come forse anche l'euro, alcuni paesi l'hanno voluto, chi non l'ha voluto, e anche lì le persone non capiscono. Se vado in Polonia devo usare gli zloty, o se vado in Ungheria devo usare cosa ci sono, le fiorine e dagli altri paesi no. Io prendo la telefonata e poi mi risponde. Pronto, buongiorno. Sono Diego da Chioggia. Prego. Ecco, io volevo chiedere solamente una cosa al senatore onorevole Pisnoli. Io volevo chiedere se l'Europa è bella, per carità, però c'è un problema. Io penso che stava meglio prima con la lira che adesso, perché ognuno ha l'euro, ogni Stato ha l'euro, bene, però il problema è che noi in Italia, diciamo nella fabbrica delle macchine, vetture, quello che può essere, non abbiamo più il pregio di una volta. Perché avendo l'euro, noi, la nostra macchina è valutata più di quella della Volkswagen o quello che può essere, sicché loro vendono sempre di più e noi italiani, purtroppo noi in Italia non vendiamo. Allora, se ognuno avesse la loro lira, il dollaro, il marco come era una volta, l'Italia può ancora proporsi di vendere e andare su nelle vendite delle macchine via, altrimenti se stiamo con l'euro, secondo me, anche forse sbagliato, rimaniamo sempre il paese più basso di industriale di tutti gli altri stati, che eravamo uno dei più grandi una volta. Fa bene a dirlo. Va bene, intanto la ringrazio, salutiamo Chioggia che è sempre bellissima, e il signore dice da un punto di vista industriale la nostra competitività è scesa, però professore siamo in una situazione difficile, questo 2019, il 9 porta un po' sfortuna, no? La depressione negli Stati Uniti nel 29, non si annuncia un anno semplice. No. Sì, certo, il tema elettorale di cui io non mi occupo complicherà anche l'aspetto dei mercati, nel senso che ovviamente l'esito che si determinerà sulle politiche nazionali e quindi poi nel Parlamento europeo avrà inevitabilmente degli scossoni sui mercati finanziari, perché i mercati finanziari preferiscono la quiete, la prevedibilità, l'incertezza vuol dire rischio e quindi ridurre i prezzi per avere rendimenti più adeguati, quindi tutto ciò che è incertezza e caos dei mercati non piace. Perché dico questo? Perché in effetti ci sono due anime ormai che pensiamo al referendum della Brexit, che per una manciata di voti si è determinato un'uscita rispetto a un restare. Se fosse sempre questa manciata di voti che determina le sorti dei singoli stati dei parlamenti europei, è comunque una realtà molto spaccata e quindi difficile. Perché comunque è una questione di quasi 50-50. Se è questo lo scenario di 50-50 è un brutto scenario, e quindi io mi occupo di mercati, di finanza, ovviamente non sarebbe certamente gradito, ma anche poi chi si occupa di politica, che deve cercare di rappresentare tutti, non la manciata di voti per il quale è nato al potere, è un bel problema. Sul tavolo però purtroppo, e mi ricollego all'intervento della telefonata di Zan, purtroppo sul tavolo non c'è una federazione degli Stati europei, c'è sempre l'alternativa o l'attuale o la disgregazione. Perché sul tavolo c'è chi sta dicendo ritorniamo agli stati nazionali, addirittura ritorniamo alle valute nazionali, che però è la stessa cosa, perché alla fine vanno di pari passo,
però stento a vedere realizzato quel sogno non tanto di Spinelli o non solo, ma si parte da Kant, si va avanti al nostro Mazzini, a Cattaneo. È da secoli che parliamo di superare gli stati, ma per riconoscerci tutti in una fratellanza di popoli, dove vengono rappresentati i popoli, non più gli stati. Ecco, questo disegno di fratellanza di popoli, che ci ritroviamo in una matrice comune, ma potrebbe anche essere diversa, anche questa matrice cristiana è irrilevante, anche se ci fossero, come ormai è prevalente in alcune zone, altre religioni, altre matrici, è irrilevante. Dobbiamo superare non tanto gli stati, perché il vero progetto di Spinelli, di Kant e di Hegel era proprio quello di riconoscerci tutti fratelli, tutti accomunati da uno spirito di fratellanza. Allora se non c'è questo sul tavolo, di cosa stiamo parlando? Perché l'attuale non va bene. E allora per forza vincono le alternative distruttive. Però dopo perché non c'è la costruzione. perché non si fa gli affari suoi. Io devo prendere la telefonata e poi le do sentiamo Zan, dici te che l'eterno, dopo c'era anche l'eterno ritorno dell'uguale, si pensi, proprio siamo molto alti oggi, siamo moltissimi. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, Nadia da Treviso. Buongiorno Nadia. Buongiorno, io volevo chiedere perché quando c'è stato messo l'euro non hanno fatto la rivalutazione anche dei stipendi e delle pensioni? C'è ragione. Perché la Germania un marco è un euro, noi 1000 lire sono 2000 euro. 2 euro, un euro diciamo, e vale 2000 lire. Insomma, queste cose. Però le pensioni, i stipendi sono sempre rimasti quelli. Grazie, arrivederci. Grazie signora Nadia. Allora, Alessandro Zan. La spesa pubblica, i soldi non sono, lo Stato è fallito. Questo è. Allora, Alessandro Zan, sentite cosa ha detto, cioè bisognerebbe essere l'unione dei popoli europei, però ogni nazione, abbiamo visto Orban piuttosto che in Polonia, ma quella è una quando ci sono i problemi, cioè arrangiatevi, sono problemi vostri, no? Ma infatti è questa situazione di stare in mezzo al guato, questo iato che abbiamo, che è terribile, nel senso che l'euro può avere i pregi e i difetti, abbiamo detto prima che la caduta di potere d'acquisto degli italiani è stata anche dovuta alla mancanza di un controllo nel momento in cui c'è stato il passaggio dall'euro, dalla lira all'euro, e dunque del doppio prezzo, dei controlli nei vari territori. Ma detto questo, oggi bisognerebbe fare un salto in avanti, dei passi sono stati compiuti secondo me, bisognerebbe fare un passo in avanti per affiancare, diciamo, l'euro alla possibilità di un governo, diciamo, federale, europeo, dotato di un bilancio e di un tesoro adeguato, con un Parlamento che decide davvero, dove questo bilancio fatto dei soldi dell'Europa sia foriero, diciamo, di investimenti, stabilizzi, diciamo, le politiche macroeconomiche, dia la possibilità anche di favorire l'occupazione, cioè un governo che parifichi le politiche fiscali di tutti i paesi per dare, diciamo, una prospettiva all'Europa, perché così in realtà vincono poi gli egoismi nazionali. Allora, io penso che l'euro abbia portato sicuramente alcuni svantaggi, ma anche molti vantaggi in termini di stabilizzazione, cioè con i tassi bassi, stabilizzazione monetaria, non dimentichiamolo, e il fatto che comunque molti paesi come la Spagna e il Portogallo, lo dicevamo prima, hanno utilizzato i fondi degli investimenti della Commissione Juncker, che dovevano essere di 315 miliardi e sono diventati 350 miliardi, dunque tantissimi soldi. La Spagna e il Portogallo li hanno utilizzati bene, hanno preso i soldi in prestito, li hanno restituiti e oggi hanno uno sviluppo e hanno una crescita del PIL molto impressionante. L'Italia purtroppo su questo è stata ferma. Allora io penso che quello che diceva il professore prima è quello a cui bisogna tendere, cioè noi dobbiamo tendere ad una competizione verso l'alto, non verso il basso, perché se tendiamo a una competizione verso il basso, chi è che ci rimettono? I lavoratori, perché si abbassano gli stipendi. Se invece tendiamo ad una competizione verso l'alto, noi possiamo, visto che siamo la seconda manifatturiera, la potenza manifatturiera europea, possiamo veramente, grazie all'innovazione, al prodotto, esportare,
ma anche far funzionare l'economia interna, perché anche il tema dei consumi interni che noi ci dobbiamo porre come problema. E io, guardate, che se l'alternativa è quella di uscire dall'euro, perché questo secondo me è uno degli interrogativi che dobbiamo porci, no, se questo sarebbe disastroso per l'Italia, perché questo lo dobbiamo dire, sarebbe disastroso perché è vero che ci sarebbe una svalutazione della moneta e forse qualcuno che diciamo, lavora nell'export ci guadagnerebbe, però noi torneremo all'inflazione, non so se il professore è d'accordo su questo, ma noi rischiamo di tornare a un'inflazione a 2 cifre, rischiamo di avere una caduta del potere d'acquisto degli italiani spaventosa, e siccome noi non siamo un paese autosufficiente sul piano energetico, le bollette aumenterebbero, i mutui, siccome poi il cambio sarebbe ancora in euro, sarebbero molto più alti di quelli che abbiamo adesso, perché anche la stabilizzazione, diciamo, vi ricordate che tassi di interesse c'erano prima? Cioè sui mutui? Sono tassi di interesse del 15, del 20%. Voglio dire, e anche sui risparmi, perché guardate, anche il nostro debito pubblico, dove verrebbe collocato dopo? Allora, ce lo chiediamo dopo la pubblicità, però io ho anche un'analisi di alcuni economisti, i suoi colleghi, che dicono quali sono gli enormi vantaggi se noi non si usasse più l'euro e si tornasse alla lira, insomma una valuta nazionale. 049 490, facciamo dietrologia, 049 490 6054, noi torniamo dopo la pubblicità e diamo comunque anche una risposta ai nostri telespettatori. A dopo. 5. Anche quel crack vari. Eccoci qui, siamo tornati in diretta. Eravamo presi da questa discussione sui cambi, il fallimento, il ritorno alla lira, al marco, cosa c'è, la pesetas, ce n'erano di tante, era proprio e uno faceva la collezione di monete. Dimmi dove sei stato in Francia, ti ho portato un marco, c'era l'emozione, c'era l'emozione di tornare a casa con dei soldi, però che fossero di carta, perché la moneta non te la cambiava nessuno, ricordiamo anche dalle gite. 049 49 06054. Allora, alcuni analisti dicono che però a stare con la lira si starebbe meglio. Per quale motivo? Perché ci sarebbe un ritorno alla sovranità decisionale, cioè un'autonomia fiscale, un'autonomia politica e un'autonomia monetaria. I vantaggi sarebbero un migliorare l'export, e quindi l'Italia tornerebbe a essere top, migliorerebbe l'occupazione e di conseguenza potrebbe crescere, grazie appunto all'aumento dell'export, il PIL e più competitività per l'industria, come diceva il nostro telespettatore, e la produzione industriale, insomma, sarebbe quella che ne ricaverebbe di più. Parto io con una domanda. Qual è il paese più di sentiment, no, nella popolazione, più europeista che c'è in Europa, no? Più favorevole all'Europa? È sempre stata l'Italia. Sappiamo tutte le statistiche che ci sono state in giro negli ultimi paesi. Non sono neanche scettici così tanto. Negli ultimi anni, insomma, anche negli ultimi anni, pur essendoci delle forti lamentele, delle forti motivi, diciamo, di contrasto all'euro, quelli che hanno riportato anche i telespettatori con le telefonate. In primis è stato quello del non adeguamento, diciamo, degli stipendi e delle pensioni, e molto di più delle pensioni, perché le pensioni sono rimaste veramente ferme, mentre gli stipendi si sono anche un po' mossi, si sono un po' adeguati, diciamo, però il problema nasce dai meccanismi di fondo di equilibrio di una moneta. Qualsiasi moneta, prima Zan diceva, no? Sì, l'euro ha portato anche a un'eguaglianza, ha portato anche ad avere una moneta unica tutti insieme, eccetera, però non sono stati eliminati dei meccanismi di diversità all'interno delle varie economie europee, perché se pensiamo, prima si discuteva di quant'è lo stipendio medio, diciamo, per esempio in alcuni paesi, per esempio in Polonia sono 500 euro, 600 euro. Però la Polonia non ha ancora, fa parte del sistema, gli slotti. Ancora gli slotti, quindi non ha ancora l'euro e comunque ha lo stipendio. Però prendiamo le tigre baltiche, qualcuno del tigre baltiche ce l'ha, Estonia,
Lituania, cos'è? E quelli viaggiano bene, però hanno uno stipendio medio di 500-600 euro. Allora, diciamo che i motivi di maggiore diseguaglianza sono nell'Europa mediterranea e nei paesi dell'est, ecco. Mentre l'euro sembra una moneta, non dico cucita su misura, ma un po' fatta a immagine e somiglianza di certi paesi del nord Europa, tipo la Germania, che sono anche paesi abituati ad avere una moneta forte. Il marco è sempre stata una moneta forte, ma non dico la Germania, pensiamo all'Olanda, alla Danimarca, a questi paesi qua. Il problema è che quando si ha una moneta di questo genere, lei prima parlava di meccanismi di competitività delle nostre aziende, dei meccanismi appunto di aumento e dell'incremento diciamo, della produzione industriale. Cioè negli ultimi anni il paese che è cresciuto meno in Europa dal punto di vista industriale, negli ultimi 15 anni, mediamente, con i vari governi, non sto a fare una polemica di parte, diciamo è stato il nostro paese, perché pur essendo una fase di crescita economica, cresciamo sempre meno rispetto... No, siamo attorno all'1%, l'1 qualcosa, però sempre meno rispetto alla media europea. E questo vorrà dire qualcosa in termini di competitività. La moneta è fatta, prima il professore aveva fatto un intervento di apertura, la moneta è fatta anche ad immagine e somiglianza, diciamo, dell'economia. Ma se un'economia è profondamente diversa nelle varie zone, diciamo, dell'Europa, come facciamo ad agganciare realmente la moneta alla vera economia che c'è in Europa, in quanto c'è un'economia tedesca che tira sicuramente tantissimo. Ci sono anche le economie dei paesi diciamo meno forti o fortunati che ha dei margini e ha dei prodotti anche diversi. La manifattura italiana, e parliamo dell'area chiaramente padana, veneta, insomma, che è di traino, ecco, i nostri cavalli di battaglia, si sono visti penalizzate, anche se abbiamo avuto sicuramente dei vantaggi in termini competitivi sul costo dell'energia elettrica, delle materie prime, eccetera. Ma perché? Perché ci troviamo a competere senza possibilità di svalutare, quindi di offrire le merci a dei prezzi diciamo competitivi con i prodotti tedeschi. I tedeschi cosa hanno alle spalle? Hanno le loro auto, hanno l'immagine del Mercedes, del BMW, della Volkswagen, non voglio fare... Questo va diciamo, va a fare da vetrina diciamo, per i prodotti meccanici eccetera, e se i nostri prodotti non costano un 20-30% in meno diventano meno appetibili per colui che va a comprare, e questo è un problema che ci troviamo diciamo, nelle fiere, basti parlare con gli imprenditori, ma questa è una delle cose non che... è perché è una cosa che è tedesca che sia più bella e più efficiente, abbiamo questo falso vai a parlare con un russo, con un cinese o con un americano, se la pensa come lei, che lo svizzero è puntuale, l'italiano passa in mandolino. No, non è così, è una questione generale, è una questione generale di mentalità, è una questione generale. Se noi non abbiamo una competitività in termini di prezzo, è difficile che siamo competitivi così bene come l'eravamo una volta. Non è giusto. Ma non è così, cioè in realtà il nostro Made in Italy, che è diciamo Made in Italy di qualità, funziona perché è il migliore al mondo. E dunque tu quando hai il prodotto migliore al mondo, al di là del prezzo, tu vendi perché sei il migliore nel mondo. Dunque il problema della nostra competizione, della nostra competitività, dell'export, non dipende dalla moneta, dipende dalla capacità di un paese di realizzare quelle riforme strutturali di innovazione tecnologica che purtroppo l'Italia ha cominciato a realizzare, ma deve ancora fare dei passi. Penso ad esempio alla Germania che si citava prima. La Germania veniva chiamato il grande malato prima delle riforme che sono state fatte da Schröder, che peraltro dopo aver fatto le riforme non ha vinto le elezioni, il che dimostra che quando tu fai anche delle buone riforme non sempre hai un consenso elettorale conseguente. Ma Schröder con quelle riforme ha consentito alla Germania di fare quei passi in avanti e di essere oggi una potenza competitiva perché ha diciamo, risolto dei problemi interni, sia di questioni burocratiche sia di questioni di innovazione tecnologica. L'Italia ad esempio con il piano Calenda di Impresa 4.0 ha avuto una crescita cinese da un punto di vista dei superammortamenti, chiediamo agli imprenditori quanto hanno utilizzato quelle risorse, moltissimo, con gli ammortamenti, gli ipermortamenti, è stato un errore
errore secondo me da parte del governo della Lega e dei 5 Stelle cancellare Impresa 4.0, perché è stata una grande possibilità che è stata utilizzata. È stata riproposta, però è stata fondamentalmente cancellata quando è stato veramente un volano importantissimo per il nostro Paese. Allora, noi dobbiamo anche guardare un po' al nostro interno e pensare che non è che con la svalutazione o con l'abbassamento della qualità del prodotto noi riusciamo ad essere competitivi, perché ci sono dei paesi che con un minore costo del lavoro del nostro, pensiamo al Vietnam, alla Cambogia, alla stessa Cina, ci battono da questo punto di vista. Noi dobbiamo guardare alla qualità del prodotto, all'innovazione tecnologica, e allora su questo noi non abbiamo... della giacca made in Italy, ma del macchinario... Facciamo del chiodo però voglio dire, io io penso che l'Italia, come ha fatto la Spagna, come ha fatto il Portogallo, possa avere la capacità al suo interno, perché ha tutte le qualità per potercela fare, di mettere in campo una serie di riforme interne e di innovazione tecnologica delle imprese, no? Innovazione digitale, che è quella che consentirà all'Italia di essere competitiva, perché guardate che se noi peraltro stiamo sganciati dall'Europa, e non abbiamo un'Europa forte con cui competere nel mondo, noi abbiamo un asse Trump-Cina, no? Stati Uniti-Cina, che fa la guerra dei dazi, abbiamo la Russia che è molto forte nel mercato mondiale europeo, che è comunque un attore importante. Noi come possiamo competere da soli come Italia? Solo se siamo dentro un'area forte come l'Europa, con una moneta forte, ovviamente con un governo europeo eletto dai cittadini, perché senza questo sistema di difesa unico, un ministero delle finanze unico, alla Francia chi c'è chi non c'è, perché manca anche una politica europea. La vera sfida alle prossime elezioni europee è quella di costruire un governo dell'Europa. Io devo andare in pubblicità, questa è la vera sfida, andare in pubblicità. 049 49 06 054, noi torniamo dopo la pubblicità. A dopo. Abbiamo fatto grandi rivelazioni durante la pubblicità. Allora, il professor Alberto Lanzavecchia, docente di economia dell'Università di Padova. 049 49 06 054, se volete intervenire siamo a disposizione. Come è stato secondo voi come sono stati questo ventennio di euro? Come è stato un ventennio buono, un ventennio poco buono? Vi siete sentiti un po' derubati, un po' più poveri? Siamo qua a disposizione. Allora, Bloomberg, professore, ha analizzato 10 parametri di alcuni paesi, dei paesi che sono appunto che usano l'euro, e dice competitività, accesso al credito e affini. Ha vinto la Germania, l'Austria, la Finlandia e il Belgio, che seppur super plurindebitato ha fatto bene anche pure senza governo, che il PIL era cresciuto in quel periodo. La Slovenia e Slovacchia, chi ha perso? Dice comunque nel complesso ha perso l'Italia e la Francia. Prima dell'euro la produttività italiana è cresciuta fino al 45%, quella della Germania il 55%, i francesi il 58%. Dopo l'euro c'è stato un gap molto forte, produttività italiana è cresciuta del 5%, quella francese del 20,6% e quella tedesca del 24,4%, quindi ha perso il sistema Paese-Italia. Allora, qui che l'Italia sia nella parte dei perdenti non servivano le sue statistiche, perché basta andare su qualsiasi indicatore di Eurostat pubblicamente disponibile ed è tutto già noto, ahimè. Il problema qual è? Che è vero la produttività, ma la produttività è solo uno dei 3 ingredienti della ricchezza pro capite, di quanta è il PIL che ciascuno di noi anche oggi in questo momento sta producendo. Quante persone lavorano in una nazione e quante ore lavorano? Poi certo c'è la produttività, cioè uno può essere un fannullone, è occupato, lavora 8 ore, non produce niente. La produttività è solo quanto chi lavora produce nell'ora. Le altre 2 sono quanta gente lavora e appunto quante ore lavori. Perché c'è questo grande tema del lavoro? In parte perché noi abbiamo dei tassi di disoccupazione più elevati rispetto a tutti quegli stati che abbiamo citato. Per cui finché non si rimette nel lavoro, questa forza lavoro, il nostro PIL non potrà mai crescere. L'altro tema delle ore lavorate si collega in parte alla svalutazione che non possiamo fare con la moneta.
ossia per essere competitivi, non potendo liberamente fluttuare i cambi, un modo per essere competitivi è avere un costo del lavoro basso, non c'è altro costo di prodotto che possiamo manovrare, l'energia è quella, i materie prime li fa il mercato, la produttività certo è l'altro ingrediente e poi c'è il costo del lavoro. Quindi noi per contrastare perdite di competitività abbiamo dovuto mantenere bassi gli stipendi ed è la telefonata del nostro ascoltatore di primo. Le pensioni non possono crescere perché lo Stato è fallito, è fallimentare, ma questo non si può dire nei giornali ufficiali, qua sì, ma perché siete liberi. Guardi con la telecamera. Allora, no, ma l'ho già detto 100 volte, se l'avanzo primario non paga neanche gli interessi, siamo dei indebitati che continuano a vendere finché qualcuno smetterà di dare denaro allo Stato italiano per pagare gli interessi su chi è arrivato prima. È lo schema Ponzi ed è queste cose prima o poi scoppiano. Ma vabbè, ma continuiamo ad andare avanti. Guardi che siamo nei primi giorni dell'anno, ci deve dare un po' ma di no, positività, ma è così da anni, non è né colpa sua né colpa sua, è così da 20 anni. Cioè, l'avanzo primario dello Stato italiano, che è tra i migliori in Europa, parliamo nell'ordine di 20-40 miliardi nell'anno buono, ma è niente rispetto ai 60 miliardi di interessi, il 3% è 2.300 miliardi, 3 per 2 fa 6, aggiungete uno 0, sono 60 miliardi. Ce l'abbiamo? No. Ogni anno dobbiamo stampare nuovo debito, e che qualcuno ancora non si è accorto che sta pagando chi è arrivato prima, per poter andare avanti. Dobbiamo collocarlo insieme con gli altri debiti. Ma certo, ma per abbassare il tasso di interesse. E questo è un progetto di Ponzi. economisti di collocare il nostro debito assieme agli altri debiti, pur essendo debito sovrano italiano, per abbassare il tasso di interesse. È l'unico sistema per uscire da questa spirale. Dovrebbe essere l'1%, perché certo, il debito è 2003, fate 1%, per il 2003 fa l'avanzo primario, ma l'1% scordatevi, almeno dell'inflazione, è impossibile, siamo tecnicamente falliti, quindi la pensione non può salire per questo motivo. I dipendenti pubblici, come sottoscritto, nella migliore delle ipotesi bloccano lo stipendio per 10 anni e non possono salire. I privati devono diminuire per essere competitivi, benvenuti. Ma l'altro problema è, che ha citato lui giustamente, il tema dei dazi. In realtà anche gli Stati Uniti, che hanno la loro moneta, il dollaro, e abbiamo sempre parlato di auto come se l'industria fosse solo di auto, ma va bene parlare di auto, avevano General Motors fallita, Chrysler fallita e la Ford fallita. La Ford si è salvata da se stessa e vabbè. La Chrysler siamo arrivati con i finanziamenti americani, noi della Fiat, e la General Motors ha salvata lo Stato. Ma perché stavano fallendo? Perché non c'entra l'euro, c'entra il WTO, il libero scambio che si è avviato proprio negli anni 90, nella quale le frontiere sono aperte, arriva stati dove non hanno tutela ambientale, tutela dei diritti del lavoro, il costo dei trasporti avanti e indietro, le subforniture, faccio produrre un pezzo lì, che poi mi ritorna qui, che poi mi riassembro lì e la CO2 che emettiamo in ambiente non la paga nessuno. Mettete tutti insieme questo e avevamo milioni di disoccupati nell'industria automobilistica americana, noi in tutti i settori, ma la colpa non è l'euro, spiegatelo alla General Motors o alla Chrysler se era l'euro, il dollaro la colpa è il WTO. Dovremmo ritornare a pensare, vi prego, prendetela come suggerimento, siccome coi dazi è brutto perché sembra molto Trump, sembra molto ci chiudiamo. Fa molto medioevo, fa molto medioevo, fa come molto quel città film murata. Non ci resta che piangere, chi Un siete cosa fate? Un fiorino, vi ricordate? Passava il ponte 10 volte, 10 volte chiedeva il fiorino. Fate pagare per ogni chilometro di distanza di dove arriva il prodotto. Dobbiamo ritornare a comprare perché sappiamo produrre in loco i nostri prodotti. È inaccettabile che per avere un'industria tessile devo andarla a prendere dalla Turchia o dalla Cina, quando fino all'altro ieri c'era Carpi e Bergamo, vostri seggi elettorali. Cioè, lo so che coi dazi suona male, ma chiamatela come tassa ambientale. Per ogni chilometro di distanza mettetela. E in questo modo introducete un dazio indiretto delle produzioni. Perché non era l'euro che ha distrutto l'industria automobilistica americana, era il WTO. Allora, il buoni propositi per l'anno nuovo del professor Lanzavecchia è inserire una tassa ambientale. Io sono d'accordo, perché non tanto sulla questione dei dazi che mirata, e qui arriva la loro cioè, astuzia, nei settori in cui noi siamo in grado di produrre. Cioè, non ha senso avere sugli scaffali dei nostri negozi prodotti altrove che potevamo produrre qua e abbiamo chiuso. Le ceramiche, ma è possibile che a Hannover non si produca più? Bisogna andare a prendere il Fine Bone China in Cina, la mostra di Guangzhou, la fiera di Guangzhou una volta all'anno? Ma è inaccettabile.
Però Perché questa avevamo tassa ridotto ambientale €1. ci piace, allora ci piace più la tassa ambientale. Ponzi, conoscevamo quel grande investigatore di quella grande azienda. Ponzi è un altro problema e quello è Esatto. irrisolvibile. Detto questo, professore, sono d'accordissimo. A tassa ambientale. Però noi vinciamo anche laddove abbiamo l'innovazione di prodotto, abbiamo Ma è anche poco, la qualità. non teniamo sull'Italia con quelle quattro Perché eccellenze. se noi andiamo su tutte le varie fiere, dal Vinitaly, se noi andiamo nella moda, se noi andiamo nel Made in Italy, nella produzione, cioè rimaniamo la seconda potenza manifatturiera tessile oggi, manifatturiera in generale, perché comunque abbiamo una qualità che nessuno ci può copiare o battere. Quel know-how che piace tanto. Know-how, sì. Dopodiché è giusto, non c'è solo l'export, c'è anche il consumo interno, c'è anche la produzione interna, ci sono state tante anche realtà del nostro artigianato che sono state fatte fuori, diciamo, da una massificazione, no, del prodotto, che vanno invece valorizzate, che vanno gli antichi mestieri, penso banalmente, no? Quelli che facevano una volta, che adesso nessuno vuole fare, ma che potrebbero essere un elemento di... Ecco, sono tutte cose che vanno valorizzate, ma vanno valorizzate anche guardando al nostro interno, non sempre dando colpa, no, cioè, a quello che è delocalizzato. Diceva- Cioè noi mandiamo la materia prima, perché controlliamo la qualità della materia prima, in una fabbrica, dico per dire, in Serbia. Lì la lavorano e mi ritorna qua, faccio l'ultimo packaging e la metto Ed è italiano, e diventa Made in Italy. Ma di là che diventi Made in Italy no. Potrebbero anche mettere in Serbia, disegnato in Italia, come fanno qui della Apple, no? O come fanno certe aziende di intimo. Il Made in Italy in ultima analisi non mi interessa. Sto dicendo che il nostro modo di produrre porta merce lì e poi la riporta qua. Tutto questo andare e rivieni di CO2. CO2, che è una causa molto importante, che perché no? Con questa strada qua riusciamo a dire riportala qua. Anche perché mi pare che in Polonia i ministri hanno detto avete 12 anni per fare retromarcia, 12 hanno dato 12 anni. Senta, io devo chiudere, Luciano Sandonà, però ho sentito questa bella cosa della tassa ambientale. Non potremmo noi, dico io, filiere, in Veneto portarci su con questa tassa ambientale? Glielo chiedo, è una provocazione, però un animo locale, diciamo, forte da parte del professore, fa piacere. Produzione in Italia. Vi si scambiate i numeri, vi confrontate. Ci sono dei mestieri, cosiddetti mestieri di una volta, insomma, così, tipo le persone che riparano le scarpe, i sarti, eccetera, che stanno ritornando con forza e che danno anche reddito, dobbiamo dirla. Perché c'è anche tanta disperazione, perché non è che può comprare tutte queste così, scarpe, non è proprio... Perché queste scarpe fatte in Cina che dopo si bucano in un attimo, non è proprio così, insomma, c'è gente che vive anche discretamente e è tornata a fare i lavori che si facevano una volta. L'orlatrice, la sarta, l'orlatrice. Anche quello, sì. Nei paesi si vede... Lo strillo non lo posso dire perché i giornali si vendono sempre meno, perché è tutta carta digitale. Purtroppo. Però insomma, le abbiamo dato un'idea. Il tema importante, perché il tema ambientale è importante, perché noi adesso, a parte quello che si legge nei giornali, eccetera, ma siamo sempre più consapevoli che stiamo arrivando. Abbiamo gli ultimi anni per riuscire a invertire la tendenza, diciamo, ambientale. Il globo si sta riscaldando in maniera ormai, credo, irreversibile. È solo Trump che non ci crede, però qualche altro negazionista, però io non andrei a approfondire questa cosa, però dico, anche questo è un tema importante, perché il traffico, per esempio, navale, e non solo quello automobilistico e dei camion, ma anche quello navale e quello degli interscambi fra i singoli continenti, cresce ogni anno in percentuali doppie. Ecco, se noi vediamo queste in percentuali doppie, quindi dobbiamo tornare sicuramente indietro verso le cose prodotte qui nel territorio. Allora, si consuma quello che viene prodotto nel territorio, basta che poi non ci sia il cromo esavalente, basta che poi non ci siano tutte le varie sostanze nell'acqua e avanti, che non e non solo, perché questo qua poi si apre un vaso di Pandora. Allora, io devo chiudere, volevo solo ricordare che poi prima Zana ha detto ma noi non abbiamo nessun tipo di energia elettrica, noi abbiamo il sole, siamo il paese del sole, ma li facciamo sti campi di fotovoltaico, di pannelli solari, dove volete, anche sul mare, possiamo farli anche quando sul sole. L'ambiente ho messo i fotovoltaici su tutti i tetti delle scuole. Non vogliamo usare le potenze, la forza della marea, il mare, perché se si potesse usare, no, perché si può usare. Io devo chiudere. Però è sbagliato dire che si sostituisce interamente il carbone e l'energia, quella fossile,
perché non c'è dal punto di vista di numeri. Vabbè, ecco, ho capito, dobbiamo cercare però di incentivare dobbiamo il più farlo. possibile Allora, come è stato fatto. Io devo chiudere, però se no non si può ci sostituire, tagliano il collo il primo purtroppo. giorno dell'anno. Io ringrazio davvero molto tutti coloro che ci hanno chiamato, chi ci ha guardato da casa. Ringrazio il professore Alberto Lanzavecchia, docente di economia all'Università di Padova, inventore della tassa ambientale. Grazie a Luciano Sandoná, consigliere della Lega Regione Veneto, si scambia il numero con Lanzavecchia per la Conzaia. E ringrazio davvero molto Alessandro Zan, deputato del Partito Democratico, che lo vedo già pronto per la battaglia europea. Noi torniamo domani, arrivederci.